Il riesame dà ragione ai proprietari del posteggio di Bovo Marina sequestrato quest'estate. I proprietari sporgono denuncia contro il comandante della municipale di Montallegro. I residenti degli immobili sfollati dopo il crollo del palazzo di Piazza Cavour tornano a casa. Il viale della Vittoria è riaperto al transito veicolare e pedonale. Oggi Santa Lucia, patrona di Siracusa, ma anche protettrice di ciechi, oculisti ed elettricisti. Si è concluso il progetto Erasmus che ha visto protagonista l'istituto Cangiamila di Palma di Montechiaro. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Quasi una bolla di sapone, il sequestro del posteggio di Bovo Marina vede oggi il riesame e legittimare i privati proprietari del terreno. Oggi fratelli Manzone decidono di esporre il proprio punto di vista, ma carta in mano e con una denuncia presentata che arricchisce la vicenda. I particolari nel servizio. Un nuovo capitolo arricchisce la vicenda del parcheggio sequestrato a Bovo Marina la scorsa estate. I fratelli Manzone, proprietari del terreno adibito a parcheggio durante la stagione estiva nella frazione balneare di Montallegro, hanno presentato una denuncia querela nei confronti del comandante della Polizia Municipale di Montallegro, Pasquale Campisi. Secondo la denuncia presentata dai fratelli Manzone, il comandante dei Vigili Urbani, che ha condotto le indagini preliminari per conto della Procura di Agrigento nelle diverse informative presentate agli uffici del Tribunale, ha formulato, scrivono i fratelli Manzone, delle accuse gratuite e offensive, prive di alcun fondamento giuridico, che hanno leso l'immagine di noti professionisti stimati ed apprezzati. Pertanto, da qui il passo verso la denuncia è stato breve, anche alla luce delle sentenze del Tribunale del riesame che ha restituito il terreno ai legittimi proprietari che detengono il terreno fin dagli inizi del 1900 e della Corte di Cassazione che di fatto ha dichiarato inammissibili tutti i punti che vedevano i fratelli Manzone perseguibili penalmente. Gli stessi ritengono di aver subito un'ingiustizia anche e soprattutto a causa delle fuorvianti affermazioni formulate dallo stesso Campisi. Abbiamo fiducia nella magistratura e siamo certi che la verità stia venendo fuori, affermano i fratelli Manzone. Le indagini, che ci vedono nostro malgrado protagonisti, influenzate da informative prive di fondamento giuridico fornite dal comandante dei Vigili Campisi, contenenti fra l'altro giudizi di carattere personale che andavano oltre il mandato che gli era stato assegnato, porteranno ad una risoluzione positiva della vicenda, confermando la nostra proprietà e soprattutto la nostra correttezza. Noi, concludono i fratelli Manzone, vogliamo spingerci fino in fondo, sicuri che si farà luce intorno ad una vicenda in cui le dichiarazioni del comandante Campisi hanno giocato un ruolo fondamentale in senso negativo. Oggi 13 dicembre si celebra Santa Lucia, una delle figure più care della devozione cristiana ed in particolare siciliana, patrona della città di Siracusa e anche la protettrice dei ciechi, degli oculisti, degli elettricisti contro le malattie degli occhi e le carestie. È a lei attribuito il miracolo del grano, da qui la tradizione della Cuccia, il servizio di Margherita Trupiano. Per i cattolici è la giornata in cui si commemora la Santa della Luce, per alcuni il giorno più corto dell'anno, per altri sigla l'inizio ufficiale del periodo natalizio. Oggi, 13 dicembre, si festeggia Santa Lucia. Il detto Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, risale a ben 5 secoli fa, cioè prima del 1582. In quel periodo la sfassatura tra calendario civile e calendario solare faceva cadere il solstizio tra il 12 e il 13 dicembre, rendendo quindi questo giorno il più corto dell'anno. Con la riforma del calendario il solstizio passò al 21-22 dicembre, facendo perdere al giorno di Santa Lucia quel primato di giorno più corto dell'anno. Festa religiosa dalla forte tradizione che alle processioni e alle messe in onore della Santa si associa storie e consuetudini alimentari. Santa Lucia nacque a Siracusa nel 283 e fu decapitata proprio il 13 dicembre del 304. È la santa protettrice della vista a cui furono strappati gli occhi, o secondo altre leggende fu lei stessa a strapparli. A Santa Lucia sono legate tradizioni gastronomiche locali che nascono da quanto si racconta. Si narra infatti che la santa si prodigò per fare approdare nell'isola una nave carica di grano, salvando così i siciliani dalla fame in un periodo di forte carestia. Quel grano venne distribuito al popolo che, affamato, immediatamente lo mise in pentola, facendolo bollire e aggiungendo solo un filo di olio. Nacque così la cuccia, un piatto povero che oggi, 13 dicembre, si trova sulle tavole di tutti i siciliani.
La cuccia viene gustata nella versione originale ma anche in altre squisite varianti dolci che la vedono miscelata con crema di latte, cioccolato, crema di ricotta, canditi e scorzette d'arancia. La tradizione vuole che in questa giornata per devozione alla santa non vengano consumati pane e pasta, dunque i farinacei sono sostituiti da legumi e riso. Per questo in Sicilia è il giorno in cui le tavole vengono imbandite con le arancine che trionfano nella loro ricetta tradizionale ripiene di ragù di carne o prosciutto e mozzarella, ma anche in altre prelibate elaborazioni gastronomiche che gli chef siciliani ne hanno concepito. Ripiene di funghi, melanzane, salmone, spinaci, gamberi e pistacchio e anche nella versione dolce con cioccolato, crema o ricotta sono una delizia per il palato. Il rientro a casa dopo 3 mesi e la riapertura del Viale della Vittoria. Agrigento ritorna alla normalità dopo i 2 crolli al Palazzo Liberty di Piazza Cavour. C'è il servizio. Bentornato, bentornata. Così ieri gli inquilini si sono riappropriati delle loro case, dei loro studi professionali e si sono salutati, augurandosi buon rientro. Parliamo degli sfollati del Viale della Vittoria, in particolare di via Emanuele Orlando, costretti dal crollo dello scorso 18 settembre ad abbandonare i loro appartamenti. Per questi agrigentini l'incubo è finito, come anche disagi per la viabilità. La Procura della Repubblica di Agrigento ha ridimensionato l'area del Viale della Vittoria, posto sotto sequestro preventivo ed interessata dai 2 crolli della Palazzina Liberty al Civico 51. Il dissequestro, firmato dal sostituto procuratore Antonella Pandolfi, prende atto della rimozione dei ponteggi lato sud-ovest del fabbricato interessato dai crolli, che rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità. Sono passati quasi 3 mesi. L'istanza di dissequestro era stata fatta dall'avvocato Angelo Farrugia, legale dell'amministratore di condominio. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha emanato ieri l'ordinanza che revoca i provvedimenti restrittivi e di sgombero. Si attende ora che si possa procedere con l'integrale rimozione dei calcinacci ancora presenti sulla piazza Cavour, ha detto il primo cittadino, assicurando così la piena fruibilità dell'intera area. Smantellata una rete di lavoratori in nero, un riberese incensurato è stato denunciato alla procura di Sciacca per impegno irregolare di lavoratori privi di permesso di soggiorno. Vediamo. Resta sempre alta l'attenzione dei carabinieri contro i fenomeni di sfruttamento del lavoro. In questo caso i militari della tenenza di Ribera, al termine di una scrupolosa attività di indagine e di accertamenti svolti nei giorni passati, hanno smantellato una rete di lavoratori in nero. 3 gazzelle dell'Arma, in supporto a decine di carabinieri sotto copertura, hanno seguito il folto gruppo di braccianti, la maggior parte extracomunitari, che dal centro di Ribera stavano andando in campagna in cerca di un lavoro giornaliero disponibile in questo periodo, la raccolta di arance. I lavoratori svolgono questa attività per pochi euro, 10 ore al giorno, senza che vengano rispettate le più basilari norme di sicurezza e lucrando sullo stato di bisogno di queste persone. I militari sono dunque intervenuti in un fondo incontrato a Castello, hanno sorpreso 3 cittadini marocchini, tutti e 3 con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, mentre stavano raccogliendo arance. Inutili tentativi da parte dei 3 di scappare, i militari infatti, presidiando i vari accessi al fondo, sono riusciti a fermarli e accompagnarli in tenenza per i dovuti accertamenti. In caserma è emerso che su uno dei 3 pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo per detenzione illecita di stupefacente ai fini dello spaccio. Per lui si sono aperte, come disposto dall'autorità giudiziaria, le porte del carcere di Sciacca. I carabinieri, con meticolosi e ulteriori accertamenti, hanno infine identificato il proprietario del fondo agricolo in cui stavano lavorando i 3 marocchini, un riberese incensurato, per cui è scattata la denuncia per impiego irregolare di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Si è concluso il progetto Erasmus, che ha visto protagonista l'Istituto Cangiamila di Palma di Montechiaro, coinvolti insegnanti e studenti provenienti dalla Polonia, Spagna, Romania e Turchia. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Ultima giornata stamani del progetto Erasmus su tematiche ambientali, che ha visto coinvolti diversi istituti delle scuole europee, che ha avuto come capofila l'Istituto Comprensivo Indirizzo Musicale Cangiamila di Palma di Montechiaro, diretto dal professore Eugenio Dorsi. Ad accogliere i docenti, oggi piccoli della banda musicale, che hanno suonato i canti natalizi alla rappresentanza europea. I docenti hanno vissuto momenti intensi, giorni, hanno potuto visitare i luoghi più suggestivi della nostra provincia. Oggi abbiamo raggiunto un risultato
forse inaspettato. La nostra scuola si pone all'avanguardia avendo utilizzato le risorse umane presenti in questa realtà e siamo riusciti a fare delle cose egregie, dove l'apprezzamento e la stima dei paesi che sono venuti ospiti da noi ci ha lusingato e ci ha fatto sentire importanti in una scuola che ha bisogno di crescere e di migliorarsi quotidianamente. Saranno altre iniziative a breve? Sì, avremo ancora a febbraio andremo in Portogallo, a maggio andremo in Turchia e fino al 2021 saremo impegnati con questi scambi di esperienze culturali e didattici, tutto all'insegna della crescita dei nostri ragazzi. Per noi è un momento di grande emozione oltre che di orgoglio quest'oggi esibirci per queste delegazioni Erasmus presenti nella nostra scuola, innanzitutto perché stamattina i nostri studenti che fanno strumento musicale debuttano. Abbiamo creato un'orchestra scolastica in pochissimi mesi, sono tutti ragazzini di 11 anni che frequentano la prima media e quindi quale migliore occasione per offrire un omaggio musicale con tutte quelle che sono le musiche tradizionali del Natale. E poi è anche un momento di formazione e di crescita per noi, relazionarci con le tradizioni e le culture di altri paesi e quale migliore strumento per farlo attraverso la musica che supera qualsiasi tipo di barriera scolastica. I think I am talking on behalf of my team. Sto parlando a nome del mio gruppo di Spagna. Molto soddisfatti per tutto il programma, per come è stato sviluppato. Pensiamo proprio che l'organizzazione dell'Erasmus ci abbia dato la possibilità, un'esperienza fantastica per condividere idee e arricchirci reciprocamente. Vogliamo ringraziare questa scuola per averci, per la loro ospitalità e soprattutto per l'equilibrio che hanno saputo mantenere tra le varie culture e soprattutto l'attenzione giusta che dobbiamo dedicare ai pericoli ambientali. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Sequestro milionario al clan di Gela, confiscate 7 ditte, 5 immobili e 2 maserati a una coppia di coniugi della famiglia Rinzivillo, i particolari nel servizio. La direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha confiscato beni per 1,5 milioni di euro ai coniugi Valerio Longo, 47enne, originario di Hilden in Germania, e Monica Rinzivillo, 45enne di Gela, cugina di secondo grado dei fratelli Rinzivillo, boss dell'omonima famiglia mafiosa di Gela. I due sono stati condannati nel 2007 con sentenza passata in giudicato per associazione mafiosa in quanto ritenuti imprenditori di fiducia e al completo servizio dei Rinzivillo di Gela. Un'altra indagine del 2011 ha confermato come Longo fosse inserito pienamente nell'organico della famiglia mafiosa. La confisca riguarda 7 attività commerciali di Gela impegnate nel settore della costruzione, assemblaggio, montaggio e manutenzione di impianti industriali e chimici, 5 immobili, diversi rapporti bancari e assicurativi e 2 maserati. Le attività già sequestrate e adesso oggetto di confisca sono la GL Costruzione SRL, la MSG Metal Sud Gas, la RM Saldatura SRL, la MSG Costruzione SRL, il complesso aziendale Welding, il complesso aziendale Edil Roman e la Tecnomed SRL Unipersonale, tutte operanti a Gela. Il Tribunale ha riconosciuto pure l'attuale pericolosità dei 2 soggetti, per cui è stata disposta la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 2 anni nei confronti di Longo e per 1 anno nei riguardi della moglie Monica Rinzivillo. Appuntamento tematico su agenda urbana e strategie aree interne. Stamani si è parlato del programma operativo regionale 2014-2010. Dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella.
Effetti della politica di coesione sul territorio regionale POFESR 2014-2020, lo sviluppo territoriale, l'agenda urbana e le strategie sulle aree interne. È stato questo il tema del convegno organizzato stamani ad Agrigento presso il Consorzio Universitario dal Centro Europe Direct di Trapani, alla presenza di qualificati relatori che hanno discusso sui fondi europei e su come programmarli. Parleremo delle politiche di coesione in generale per quanto riguarda i programmi comunitari e nazionali e poi con un focus sulle politiche territoriali, in particolare per quanto riguarda la strategia nazionale delle aree interne. Ecco, che benefici avremo, diciamo, nel nostro territorio? I benefici che speriamo arrivino presto riguarderanno, per quanto riguarda le aree interne, un miglioramento dei servizi essenziali per i territori, in particolare nell'ambito sanitario, dell'istruzione e dell'accessibilità. E per quanto riguarda gli ambiti di sviluppo locale, per cui insomma, riguardo allo sviluppo, al miglioramento delle condizioni ambientali e dei beni culturali dei territori, e poi anche diciamo, sul versante dello sviluppo delle energie rinnovabili e degli incentivi alle imprese. Si stanno facendo tutti gli sforzi massimi per permettere il raggiungimento dei target di spesa prefissati. Gli uffici e gli enti di prossimità stanno chiaramente lavorando al massimo per permettere alla Regione, ai cittadini della Regione, di usufruire di queste opportunità, quelli che sono fondi di coesione europea, che chiaramente contengono anche un forte contributo da parte dei fondi nazionali e anche uno sforzo consistente da parte delle nostre finanze regionali. Chiaramente tutto ciò è possibile traguardarlo nella misura in cui ciascuno riuscirà a fare la propria parte. E la platea a cui è rivolta oggi l'Assise? La platea è quella dei territori coinvolti, chiaramente il focus oggi è quello sulle risorse territorializzate per le aree interne, però c'è anche una contestualizzazione di quelle che sono le opportunità che la Comunità Europea offre in termini di contributi economici e finanziari per lo sviluppo di impresa chiaramente, ma anche per per il giusto contributo alla realizzazione della possibilità per questi cittadini, per tutti i cittadini di questi territori, di poter traguardare un obiettivo che è primario per tutti noi, quello di mantenere la cittadinanza sul territorio, di evitare la fuga dei cervelli. Sì, sicuramente un'importante iniziativa quella di oggi qui al Consorzio Universitario, dove è presente pure la Regione, oltre a 200 universitari. Il tema è importante su quello che si sta facendo sulle aree interne. Noi siamo la quinta area interna siciliana, i Sicani, dove partecipano 12 comuni interessati: Santo Stefano, Bivona, Alessandria Cianciana, San Biagio Platani, Lucca, Burgio, Villafranca, Calamonaci, Ribera, Montallegro e Cattolica Eraclea, dove è da ormai 3 anni che lavoriamo, i 12 sindaci lavorano sulla strategia delle aree interne, che vede dei fondi sia regionali del POFESR, dell'FSE e fondi della legge di stabilità nazionali. Stiamo lavorando su diversi settori, soprattutto sulla viabilità, dove stiamo investendo 14 milioni di euro. La provincia
sta preparando i progetti già esecutivi, il libero consorzio di Agrigento, ringrazio l'ufficio tecnico per essere state celeri in questo. Altri importanti finanziamenti saranno sull'efficientamento energetico, sulle start-up d'impresa, sul Living Lab e sul turismo. Al Consorzio Universitario di Agrigento si presenta il libro Anche quella foto a questo colore della docente Alessandra Lamarca. Le interviste. Presentato oggi il libro Anche quella foto a questo valore dall'autrice e docente Alessandra Lamarca al Consorzio Universitario di Agrigento, alla presenza di tanti studenti che hanno posto diversi quesiti all'autrice dell'opera. Alla presentazione ha partecipato anche la dirigente scolastica Laura Sanfilippo e il docente di didattica generale dell'Università di Palermo Giuseppe Zanniello, che hanno dialogato con l'autrice. Essi sono stati anche intramezzati da interventi musicali. Perché leggere il libro? Ma perché forse può essere un'occasione per riflettere, soprattutto per gli educatori ma anche per gli stessi ragazzi, su quello che può essere un percorso universitario, un percorso anche di amicizia, un percorso anche di riflessione su alcuni valori come lo studio, la libertà e soprattutto sul come dare un senso alla propria vita, su come far acquistare ad una vita che magari è in bianco e nero dei colori, così come dice il titolo, anche quella foto acquistò colore. In realtà questo è un vero trattato pedagogico, quindi non è semplicemente un romanzo, ma è molto di più, è anche un vademecum di chi vuole superare l'ansia per esempio degli esami. Ci sono tanti spunti di riflessioni, quindi scritti da una pedagogista è come la professoressa Lamarca, che in questo caso penso che lanci un nuovo genere letterario, perché non è solo un romanzo appunto, ma è un romanzo pedagogico con tanti spunti di riflessione, con delle pennellate letterarie raffinatissime di chi ama appunto la cultura nel senso più alto e chi si dedica da molto tempo alla formazione. Siamo di fronte a un libro che insieme più cose, è un romanzo pedagogico, è una raccolta di storie di vita universitaria di studentesse di Agrigento, Caltanissetta, Trapani, che hanno frequentato l'Ateneo di Palermo 20-30 anni fa, alcune delle quali sono presenti qui in sala, e anche una riflessione pedagogica, ci tengo a dirlo, su esperienze di formazione di giovani universitari fatte dall'autrice, che adesso è docente universitaria di didattica e pedagogia speciale. Colpisce la freschezza con cui vengono raccontati questi episodi, che sono inframmentati da considerazioni pedagogiche. I personaggi sono reali, sono stati tolti i nomi reali, ma si raccontano fatti della vita universitaria di queste ragazze, che possono servire, a mio modo di vedere, anche a coloro che stanno per incominciare o hanno appena incominciato l'università, specialmente qui ad Agrigento, dove c'è il corso di laurea in scienze dell'educazione, far capire come nasce una motivazione a educare, a formare, in che consiste il rapporto educativo e formativo basato sull'amicizia, sull'aiuto reciproco, sulla trasparenza e sulla lealtà. Ecco, questo mi ha colpito di questo libro, leggendo le storie di queste giovani studentesse di allora, oggi madri di famiglia, professioniste che operano qui ad Agrigento, Trapani e Caltanissetta. Mi ha colpito la loro insistenza sul clima di amicizia, di famiglia, che hanno trovato in quei 4-5 anni di vita universitaria, grazie a questo ambiente che era diretto dall'allora giovane professoressa Alessandra Lamarca. Trasporti, parliamo del caro benzina ma anche delle agevolazioni regionali. Lello Casesa. Un 10% in più sarà previsto per i biglietti di treni e traghetti da e verso la Sicilia per la decisione europea di introdurre un carburante più pulito e quindi più costoso, la cosiddetta svolta green, ed i pendolari siciliani sono già in rivolta.
una questione antica che penalizza gli isolani dell'altra Italia, costretti per lavoro, studio, malattie o d'altro a spostarsi periodicamente verso le città del nord e pagare prezzi salatissimi. L'altra misura proposta dal governo regionale in via di definizione sarà l'utilizzo di 8 autobus per consentire agli studenti universitari di ritornare in Sicilia. I pullman dell'azienda siciliana Trasporti saranno attivati dal 21 al 24 dicembre. La Regione Sicilia cofinanzierà al 50% il costo di 3 tratte da Milano, da Roma e da Napoli. Il costo da Napoli sarà di 20 euro e con il cofinanziamento ne costerà 10. La tratta da Roma del valore di 40 costerà 20 euro. Mentre chi partirà da Milano il costo sarà pari a 30 euro al posto di 60. Gli 8 pullman faranno quante più corse possibile. Gli studenti saranno costretti ad un viaggio di almeno 15-20 ore e potranno prenotare il biglietto sul sito di una società che la Regione renderà nota entro il fine settimana. Sul fronte dei biglietti aerei, dopo le tariffe sociali del vice ministro Cancelliere, arriva anche la continuità territoriale in senso stretto. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato la proposta del gruppo di Italia Viva di calmierare i prezzi dei biglietti da Palermo e Catania verso il resto del paese. Se la norma fosse approvata definitivamente dal 2021 il Ministero delle Infrastrutture potrebbe scegliere le tratte sulle quali applicare le tariffe agevolate rivolte a tutti i residenti nell'isola e predisporre immediatamente le gare. Come in Sardegna, la norma di riduzione sociale delle tariffe esistente da anni sarà applicata anche per la Sicilia. Esultano i deputati Faraone e Sudano. È una misura strutturale che riguarda tutti i siciliani, non solo per alcune categorie applicabili per il 2020, ma per tutti. Un risultato importantissimo che restituisce dignità e diritti ai siciliani. Finalmente la Sicilia avrà la stessa misura di perequazione della Sardegna sul trasporto aereo. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Ecoforum provinciale sui rifiuti e l'ecologia circolare, appuntamento ieri a Sciacca con Legambiente. Vediamo. Il progetto Arcipelago Pulito è un progetto sperimentale, pilota a livello nazionale che abbiamo fatto in Regione Toscana con tutti gli attori della filiera per il Fishing for Litter, cioè abbiamo ripulito un pezzo di Tirreno con una decina di imbarcazioni, una sperimentazione di 6 mesi che ha dato esiti incredibili e ovviamente abbiamo cercato di mettere tutti attorno al tavolo affinché la ripulitura del mare fosse poi un momento di opportunità anche per ricreare materia prima seconda e dare filiere industriali del post raccolta. Quindi 2 obiettivi: da una parte la ripulitura del mare e quindi un'iniziativa assolutamente di grandissima importanza sulla biodiversità e sulla strategia marina della nostra nazione, e in più filiere industriali e quindi economia circolare. Devo ringraziare Legambiente per darci l'opportunità ogni anno di confrontarci tra sindaci, di ognuno trasmette agli altri quelle che sono le pianificazioni e la programmazione che facciamo al fine di migliorare ulteriormente l'ambiente e migliorare la raccolta differenziata. Raffadali, sono soddisfatto dei miei cittadini che ringrazio per l'obiettivo che hanno raggiunto sin da subito. Siamo un comune virtuoso, un comune che ha circa il 70% di raccolta differenziata, siamo i primi in Italia per la raccolta di plastica, non solo per la quantità, 30 kg pro capite a fronte di una media nazionale di 20 kg e 100 grammi, ma anche per la qualità. Siamo classificati nella fascia d'eccellenza, significa che abbiamo meno del 10% di scarto di materiale nel conferimento di materiale non di componente di plastica. Di questo sono soddisfatto, abbiamo raggiunto obiettivi stupendi perché abbiamo circa 200.000 euro anno di ritorno dalla vendita di plastica, carta e cartone, oltre al premio che abbiamo ottenuto da parte della Regione di 250.000 euro. Purtroppo quest'anno i cittadini non hanno visto il risultato sulla tassa perché siamo stati costretti ad avere un aumento di costi di conferimento nelle discariche, costretti a fare centinaia di chilometri per raggiungere la discarica dell'umido o la discarica dell'indifferenziato. Partiremo l'anno prossimo con la tariffa puntuale, quindi in modo tale da fare pagare ai cittadini tutto ciò che conferiranno in base al peso, sia nel dare che nell'avere, in modo da spingere ancora di più e migliorare la raccolta differenziata monomateriale.
Siamo qui oggi a Sciacca per ripetere l'esperienza degli Ecoforum che abbiamo organizzato lo scorso anno, quindi questa è una seconda edizione, perché riteniamo importante continuare a parlare di rifiuti, di raccolta differenziata e di economia circolare, per fare in modo che tutta la popolazione, ma anche i politici, siano sensibilizzati a dovere su questi argomenti. Non abbiamo più tempo per tentennare, l'abbiamo chiamato il tempo del coraggio nel nostro congresso nazionale di Lega Ambiente, proprio perché bisogna dare un'accelerata, un colpo di reni a tutta questa situazione, perché dobbiamo vincere la sfida globale legata all'enorme produzione di rifiuti che non vengono trasformati in risorse e che creano problemi anche climatici. L'inquinamento è atmosferico, ma l'inquinamento dei mari è legato anche soprattutto al fatto che la produzione di rifiuti non ha un ciclo chiuso, e quindi dobbiamo liberarci dall'economia lineare, dall'economia consumistica, per fare in modo che riusciamo ad attivare tutte le pratiche virtuose per arrivare a una economia circolare in cui non c'è più rifiuto, ma tutto quanto viene riutilizzato e riciclato. Volley femminile B1 Big Match domani per la SEA Paragona, che incontrerà il Santa Teresa di Riva. Il derby siciliano si disputerà in trasferta al Palabucalo. Vediamo. Secchi sabato il derby siciliano contro l'Amando Santa Teresa di Riva, una gara molto importante che mette in palio punti fondamentali per la zona playoff. Sì, una gara molto importante, molto stimolante, visto che questo derby è, da quanto ho capito, insomma, qui in Sicilia è abbastanza sentito, e che da quel poco che so di storia si porta anche qualche strascico dagli anni scorsi. Quindi per noi è una partita, al di là di queste cose, importante per confermare un po' la fiducia ritrovata e la situazione di gioco che stanno tornando ad essere di qualità. Ci aspettiamo una partita sicuramente combattuta. Il campo di Santa Teresa storicamente è un campo molto complicato per chiunque, e loro peraltro stanno facendo davvero un egregio lavoro, una squadra che mi è piaciuta molto nel guardarla video, nel verificare un po' strategie e soluzioni trovate dal loro tecnico, a cui vanno i miei complimenti. Una squadra che sta agonisticamente sta facendo davvero un gran campionato, per cui per noi questo deve essere uno stimolo grande, sapere di andare lì, trovare una squadra e un palazzetto che ci darà battaglia, e da parte nostra ovviamente tutta l'attenzione e soprattutto tutta la determinazione per riuscire ad esprimere al meglio le nostre potenzialità. Che squadra servirà per portare a casa l'intera posta in palio? È un po' quello che ti ho già detto poc'anzi, una squadra determinata, è una squadra che deve avere la capacità di saper mettere sopra la propria testa una campana di vetro, perché quando giochi in campi così caldi e così complessi, tutto quello che ti serve è trovare in te stesso le energie e le risorse mentali per venire fuori anche dagli eventuali momenti difficili che ci possono essere. Quanto è importante questa partita per la SEAP Dalle Carte d'Aragona, anche in vista del prossimo incontro casalingo contro la capolista Cerignola? Penso all'importanza che hanno un po' tutte le altre, che hanno avuto tutte le altre partite, insomma, né più né meno. Per noi ogni gara ha la propria importanza, sia per, ti ripeto, per la ricerca del nostro gioco che in termini di punti, perché un punto in più, un punto in meno rischiano di diventare determinanti nel lungo periodo, e perciò, visto che il giro di boa si avvicina sempre di più, qualsiasi gara arrivi da qui fino alla fine del girone d'andata ha un'importanza incredibile in termini di punti. Quale primo consuntivo è possibile tracciare della stagione della SEAP Dalle Carte d'Aragona?
Io credo un sunto molto positivo, alla fine eccezione fatta per la gara di Arzano, siamo sempre riusciti a prendere i 3 punti, peraltro insomma esprimendo anche discrete qualità sia a livello di squadra che a livello individuale, per cui io sono fondamentalmente contento. Secondo me abbiamo fatto un buon percorso, siamo inciampati in noi stessi oltre che in Arzano e come ho già detto nell'intervista di quell'immediato pre-gara, meglio prima che poi, per ritrovare quanto prima possibile determinazione e capire che è un campionato molto difficile dove le distrazioni sono fatali contro qualsiasi avversario e su qualsiasi campo, perciò direi ottimista, positivo per quanto è stato e ottimista per il futuro. Torneo Brucato, la delegazione di Agrigento approda alle semifinali sia con i giovanissimi che con gli allievi. Tonino Butera. Siamo col presidente della delegazione di Agrigento, Angelo Canamanno. Oggi al Dino Liotta si giocano le partite del torneo Brucato, terzo turno. Il bilancio di questa stagione, presidente? Ma il bilancio è sicuramente positivo. Nelle 3 partite abbiamo fatto con i giovanissimi 2 vittorie e un pareggio, quindi siamo approdati alla semifinale. Giocheremo in casa sicuramente con la terza classificata la prossima settimana, quindi sono felicissimo. Ma oltre al risultato sono felicissimo per il comportamento che abbiamo avuto in tutte le 3 partite, quindi dirigenti che hanno saputo inculcare, allenatore e dirigenti hanno saputo inculcare ai ragazzi quello che noi vogliamo, il fair play, il sapere stare bene in campo e soprattutto l'educazione. Questo è quello che contava di più e ci siamo riusciti. Se poi siamo avuti i risultati, questo significa che hanno saputo lavorare bene pure i tecnici e di questo sono felicissimo. 2 buoni staff, 2 squadre che vanno in semifinale. Diciamo che la delegazione sta lavorando molto bene in provincia con i giovani e dà retta un po' a tutte le società che collaborano. Sì, appunto quando parlavo poco fa di gran lavoro significa questo, riuscire ad avere un buon impatto con la società che ci collabora, società che sanno che noi siamo credibili e facciamo un buon lavoro, e quindi quando i nostri dirigenti si presentano nella società sono ben accolti perché sanno il lavoro che facciamo e quindi credono in questa delegazione. Di ciò sono felicissimo. Diciamo che abbiamo regalato un tempo alla squadra ospite e questo non deve succedere più perché noi non siamo una squadra che può abbassare la guardia. È anche vero che abbiamo avuto delle defezioni prima della partita perché non ho potuto disporre di Latona, di Zammito, di Giardina, gente che a noi avrebbe dato nella partita di oggi un grosso contributo. Però chi è andato in campo è andato con lo spirito giusto, specialmente nel secondo tempo dove la squadra ha messo determinazione, ha messo grinta, aveva voglia di recuperare la partita e aveva voglia di approdare alle semifinali, e credo che nel computo dei 70 minuti abbiamo meritato il passaggio. I complimenti vanno a Ragusa per il calcio espresso, una squadra composta per la maggiore di ragazzini del 2006, quindi già significa questo lavorare in prospettiva e quindi facciamo i complimenti a loro pure. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.